è lui il numero 100, lei era 99.999 e 100.000. Grazie. È stato facile, no? Sapevo, stavo contando quelli che entravano, per questo sono venuto, avevo sentito che era così. Sorride il 26enne Giovanni Leonardi, studente di ingegneria informatica, quando riceve il premio per essere il 100.000° visitatore della mostra Confini a Villa Manin, solo perché per galanteria ha fatto passare prima la compagna. Al di là delle battute, un numero enorme a 3 settimane dalla chiusura, con la previsione di raggiungere quota 120.000 grazie a un'offerta che vanta 130 opere da tutto il mondo. Sì, era il traguardo che tutti aspettavamo, era una speranza, adesso è diventata realtà, mancano ancora 3 settimane alla fine della mostra, quindi insomma la sensazione è quella di poter anche toccare i 120.000 visitatori finali, quindi insomma numeri di assoluta eccellenza a livello nazionale proprio. Il pubblico è un pubblico largo, con persone venute da quasi 100 province italiane, quindi praticamente da tutta Italia, e chiaramente le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia sono quelle che hanno mandato più persone, ma gente davvero da tutta Italia, e poi questa larghissima presenza estera, siamo più o meno al 10% di visitatori stranieri. Il successo dell'esposizione conferma il ruolo del Friuli Venezia Giulia come polo culturale di rilievo, capace di generare un importante indotto economico per le attività commerciali e il turismo del territorio. Abbiamo consegnato al visitatore numero 100.000 una copia del catalogo della mostra e 2 biglietti omaggio, proprio perché volevamo festeggiare questo traguardo così importante che testimonia anche il successo di pubblico. Qua si vede la coda permanente ogni giorno, e anche la piazza tonda, la piazza quadrata davanti a Villa Manin sempre piene di gente, i ristoranti e i negozi a distanza anche di decine di chilometri. E quindi volevamo festeggiare questo traguardo che testimonia anche il successo di pubblico di quella che però è una produzione culturale senza precedenti, 130 opere che provengono da 40 musei di tutti i continenti e cantano la visione per il futuro della nostra regione.